Salve a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video e oggi siamo sempre con World of Warship con una Tier 8, una corazzata americana, la North Carolina. Questo è un gameplay sempre montato veloce in modo tale da non spenderci 20 minuti con un singolo video e partiamo subito sparando a una Magi nemica che è venuta più avanti rispetto ad altre navi. E abbiamo spottato anche prima una Prince Eugen, però stava virando, quindi non era proprio il massimo sprecare una salva di colpi su una nave che poi alla fine non avrei colpito, quindi preferiamo, io e il mio team, concentrare il fuoco su quella Magi, che comunque è una nave tier 8, questa comunque è una partita dove il tier 8, quindi io e la Bismarck e la Magi nemica e un'altra Magi nemica siamo top tier, quindi concentrare il fuoco su una nave top tier nemica avrebbe dato un vantaggio se l'avessimo affondata perché molta di quella potenza nemica sarebbe stata annullata. E subito ci trovano dei siluri, però io non mi spavento tanto anche perché sono tirati un po' alla cazzo, visto che gli aerei torpedinieri si sono trovati un fuoco di sbarramento di tutte le corazzate che erano messe qua, insieme anche degli incrociatori e insieme anche alle mie contraeree che sono una roba micidiale. Potete notare che in questa partita ne distruggerò di aerei passivamente, anche senza accorgermene, perché la Carolina è una corazzata che a differenza di altre ha una contraerea molto potente. Qua sparo sulla Prince Eugen perché mi dà fastidio avere degli incrociatori nemici che ti sparino HE, ti danno fuoco e quindi decido di consigliare a tutti i miei compagni di sparare a quella nave. Però dopo mi accorgo che c'è un Edinburgh che non si comporta in maniera troppo intelligente e quindi dico di concentrare il fuoco su di lui, anche perché le navi, gli incrociatori inglesi non è che abbiano tanta vita e poi sono un bersaglio molto strategico da eliminare, visto che se mantenuti in vita fanno sempre fumo, lanciano siluri e sparano dal fumo e possono essere molto pericolosi, insieme anche ovviamente ai cacciatorpedinieri. E ora troviamo un Fubuki che è stato un po' sfortunato perché è uscito dal fumo e l'abbiamo rilevato, magari qualcuno aveva anche il sonar, questo non lo posso sapere, ovviamente spara una salva che lo devasta completamente, ma gli lascia quel 500 di vita e lo Chapayev accanto a me lo finisce. Ovviamente questa kill diciamo che gli è regalata all'incrociatore che ci avevamo a fianco, però non mi dispiace tanto perché alla fine gli incrociatori dovrebbero distruggere i cacciatoperdinieri, non le corazzate, quindi ci può anche stare. Sparo una salva anche contro la Bayern, che è una tier 6, io sono una tier 8, quindi è ovvio che ne faccio un sacco di male. E qua velocizzo perché non è che fosse successo un granché, giravamo l'isola e ci trovavamo comunque contro il grosso delle forze nemiche, che si componevano anche con una Tirpitz che è stata danneggiata pesantemente da tutte le corazzate tipo la Nienniao che era a fianco nostro. E sparo anche io, visto che la Prince Eugen l'avrebbe schivato e gli avrebbe schivato i colpi, quindi preferisco sparare sulla Tirpitz che gli faccio un casino di male perché 5 proiettili a segno con un calibro del tipo di 406 mm della mia corazzata fanno molto male, soprattutto se colpiscono sul ponte, perché la corazzatura delle Bismarck, delle Tirpitz o in generale delle corazzate tedesche, la corazzatura orizzontale non è che sia molto elevata, quindi colpendola dall'alto posso anche fare molti danni, come si vede qua. E quindi questa è la prima kill. Comunque faccio noto che faccio un casino di danni, visto che questi cannoni, anche se hanno una grande dispersione, però se sparati a una media distanza, possono centrare molto l'obiettivo, tipo già adesso ho 24 colpi a segno e già un 44.000 danni. E ora decido di sparare e concentrare il fuoco delle navi
mie alleate su quella Magi, perché era abbastanza ferma e anche perché la Colorado era sparita momentaneamente. C'era stata anche una Independence che era comparsa e sarebbe stato un bersaglio delizioso, però ovviamente subito dopo è sparita e non ci siamo messi a cercare subito la portaerei. Quindi decidiamo di fare un po' di danni alla Magi. E però adesso decido di sparare alla Colorado perché la Magi si posiziona in una maniera non tanto conveniente, mentre il Colorado mi dà il fianco e visto che è un tier 7 è più facile da far danni, anche che io conosco che io avendo avuto la Colorado per passare alla North Carolina sono consapevole che non è che abbia una corazzatura così spettacolare, quindi sparo, faccio un po' di tiro al bersaglio. È una cosa un po' triste, però è è la regola delle classi. Ovviamente ci sarà sempre una classe più, di un tier più superiore al tuo e un tier inferiore al tuo, a parte quando sei a un tier 1 oppure un tier 10, che ovviamente il tier 10 non ha più nulla sopra di lui. Comunque decido di proseguire a sparare, e sparare continuamente salve contro il Colorado per affondarla, mentre la Magi sto notando che sta sparando contro la Magi nemica, quindi la situazione è sotto controllo, la Bayern è contro la Fuso in basso, quindi è uno scontro pari praticamente, visto che Bayern e Fuso erano tier paragonabili, tier 6 entrambe, e la Fuso ha affondato la Bayern. Adesso sparo una salva frontale alla Colorado e con grande fortuna la devasto perché evidentemente hanno penetrato bene i colpi sul ponte e gli hanno fatto una marea di danni. E quindi sia io che il mio amico Amagi qua e decidiamo di distruggere l'ultima corazzata che era rimasta nei paraggi, anche se abbiamo comunque noto che c'è una portaerei molto vicino a noi perché è anche quella un bel bersaglio. E le salve comunque sono molto precise adesso perché non sono a una distanza molto elevata, però noto io che quando sono a una distanza superiore 20 al mio raggio di spot le salve iniziano a disperdersi un po' tanto, quindi io preferisco questa nave giocarla dietro ad altre navi che possono incassare più danni perché questa nave per incassare danni non è proprio il massimo, però comunque non troppo lontano perché lontano non mi accorgo che non riesco a far tanto. Comunque adesso appariva l'Independence che stavamo cercando e preparo i cannoni anche se so che tutti stanno cercando di buttarla giù, quindi sono fiducioso però fino a un certo punto. E sparo la mia salva. Comunque questo serve per arrotondare ancora un po' di danni. Ho fatto 2 uccisioni, abbiamo vinto la battaglia anche grazie al mio aiuto perché 2 uccisioni sono abbastanza pesanti, anche ho scortato un po' di navi e mi sono incassato pochi danni però abbiamo fatto una buona partita. Adesso ammiravo l'Independence esplodere. Andano bene tutto, passo e chiudo.